Luca, capitolo 12, dal verso 22 fino al verso 34, è qualcosa che abbiamo meditato anche altre volte. Grazie per essere alzati in piedi, non possiamo mai fare così, vogliamo rispettare la parola di Dio. Amen. Luca, capitolo 12, dal verso 22 al verso 34. Il Signore sia lodato. Amen. Poi disse ai suoi discepoli: perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di quel che mangerete, né per il corpo di che vi vestirete, poiché la vita è più del nutrimento e il corpo più del vestito. Osservate i corvi, non seminano, non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. E voi, quanto più degli uccelli valete? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Se dunque non potete fare nemmeno ciò che è minimo, perché vi affannate per il resto? Guardate i gigli, come crescono. Non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu mai vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vestirà voi, gente di poca fede. Anche voi non state a cercare che cosa mangerete, che cosa berrete, e non state in ansia, perché è la gente del mondo che ricerca tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno e queste cose vi saranno date in più. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni e dateli in elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove ladro non si avvicina e tignola non rode. Perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Amen. 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 Vogliate accomodarvi, gloria al Signore. Alleluia. È stato ricorrente dall'inizio del culto questa pace, l'argomento della pace, della quiete, dell'affidarsi al Signore, e l'argomento, la lettura della parola di Dio di questa mattina è proprio di stare sereni, in poche parole, come credenti, stare sereni nel Signore. Non lasciamo che le preoccupazioni per il futuro possano in qualche modo ledere la nostra calma, la nostra pace che Dio ci ha donato. Gloria al Signore. Io vi confesso che quando sono stato licenziato, ho perso il lavoro, sono entrato un attimo in crisi, perché umanamente si guarda al futuro, no? Io sono sempre stato, come si dice, la testa sulle spalle, no? Non ho mai fatto un passo oltre quello che non potevo fare, cercavo sempre di essere equilibrato. E questa incertezza del lavoro mi ha in qualche modo messo a dura prova. E da un lato volevo essere preoccupato ancora di più, e dall'altro invece qualcosa dentro di me mi obbligava a stare sereno. E questo contrasto, da prima io non lo capivo, perché non riesco a reagire, come se reagire dovesse essere, non so, mostrare ansietà o sbattere la testa nel muro, non è così. C'è dentro di noi una serenità, non la riusciamo a spiegare, ma c'è dentro di noi una serenità che non viene da noi, è il Signore che ce la trasmette. È la nostra fiducia che abbiamo in Lui, sappiamo che lo abbiamo conosciuto e sappiamo in chi abbiamo creduto, quindi
nonostante le cose siano minacciose della vita, riguardo alla sicurezza, no? Sappiamo che la nostra sicurezza è essere figli di Dio. Amen. C'è una differenza tra noi che abbiamo conosciuto il Signore personalmente e abbiamo fatto un'esperienza con Dio personalmente, e quelli del mondo che invece vivono la propria vita per se stessi e hanno bisogno di sicurezze per sentirsi forti. Noi siamo diversi, non voglio dire siamo migliori, siamo diversi. Noi siamo figli di Dio Amen. e i figli di Dio si affidano al Padre, Amen. che può ogni cosa, Amen. che tutto può, che è al di sopra di tutte le cose, al di sopra di ogni autorità, vero? Amen. Non c'è bisogno di andare a chiedere chissà a chi, bisogna bussare al cielo, Amen. e quando il Signore apre il cielo fa piovere, copiose benedizioni, gloria al Signore. E questo è l'insegnamento che dà Gesù a quanti lo ascoltavano in quell'epoca. Dice: non siate in ansia per la vostra vita, di quel che mangerete, del corpo, di che cosa vi vestirete. Non siate in ansia, non vi preoccupate, state sereni, perché la vita è più del nutrimento. La vita spirituale è qualcosa di molto, molto, ma molto più importante della vita terrena. E noi dovremmo riuscire a capire questo, perché spesso ci affatichiamo e siamo travagliati per delle cose che poi alla fine non servono a niente, che dobbiamo lasciare. Qualcuno non le vuole lasciare, ma questa è la verità. Dobbiamo lasciare tutto. Siete d'accordo? I soldi li devi lasciare, il conto in banca devi lasciare, la casa bella che ti sei costruita la devi lasciare, tutto dobbiamo lasciare. Non siate in ansia per la vostra vita terrena, per la vostra vita futura, che mangeremo. Guardate, il Signore ha provveduto fino a questo momento, o no? Ha provveduto, ha sempre provveduto per i suoi figli e sempre lo farà, sì. La vita è più del nutrimento, dice Gesù. La vita spirituale è molto più importante. Dobbiamo curare la nostra vita spirituale. Di che mangiare il Signore ce lo provvede da sé. Padre nostro che sei nei cieli, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non dice dacci oggi il nostro pane quotidiano e anche domani, Signore, mi raccomando. Mettilo da parte per domani. Oggi dacci il nostro pane quotidiano. Amen. Gloria al Signore, perché l'ansia è sinonimo di incertezza, di dubbio, fa star male, ma non fisicamente solamente, ma anche nell'anima, nello spirito. Poi il cuore si agita, non si dorme, o no? Ti giri dal letto, come faccio? Io dico lascia fare al Signore. È inutile che rifletti come fai, perché l'unico che può risolvere le cose è il Signore. Quindi stai sereno nelle sue mani, tu sei nelle mani di Dio. E chi è nelle mani di Dio è in mani sicure. Quindi state sereni, guardate i corvi, non seminano, non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Amen? E voi quanto più degli uccelli valete. Allora, se Dio provvede per gli uccelli che non fanno nulla per procurarsi il cibo, non mettono da parte, non hanno dispense, ma trovano sempre, in natura trovano il cibo, perché Dio ha stabilito così. E se io che sono il creatore ho stabilito questi per degli uccelli, quanto più voi valete per me, che
sono Dio, il creatore, più degli uccelli. Amen. Amen. Quindi non ci mancherà mai del cibo. Gloria al Signore. Ma il percorso della Chiesa oggi è trascurare invece le cose vere, cose profonde. La Chiesa oggi è diventata molto superficiale. Parlo della Chiesa in generale. Vogliamo ritornare a vivere il primo amore, fratelli e sorelle. Il primo amore, quello profondo, vero, che lascia un segno nella propria vita. Quando sentiamo parlare di Gesù deve in qualche modo ardere in noi qualcosa. Se rimaniamo indifferenti vuol dire che non è successo in noi quello che Cristo chiama la nuova nascita. Bisogna nascere di nuovo. Bisogna che tu nasca di nuovo, disse Gesù all'uomo, no? Il dottore della legge, che pensava di sapere tutto. Ma può un uomo adulto ritornare nel grembo della mamma, nasce di nuovo? Ma che dici? Lui nasce di nuovo, deve nascere di spirito, di acqua. Bisogna che lo Spirito Santo faccia un'opera interiore nella nostra vita, nella tua vita, nella mia vita, affinché quando sentiamo parlare di Gesù possiamo lasciare ogni cosa e stare lì ad ascoltare, sentir parlare di Cristo. C'è un vecchio canto che dice: dimmi la storia di Cristo, parlami sempre di Gesù. Non ci si stanca mai di sentir parlare della parola di Dio, di Cristo, anche se sono cose che si sanno poi nel corso degli anni di fede, e uno sentendo le stesse cose sa, no? Dottrinalmente, intellettualmente, ma se non è avvenuto qualcosa nel cuore, tutto quello che sai intellettualmente, dottrinalmente, non ti servirà a nulla. Deve avvenire qualcosa nel cuore. Amen. Amen. Gloria a Dio. E Dio desidera avere una Chiesa che sia veramente capace di affidarsi completamente nelle sue mani. Non guardate il mondo, non guardate quello che guardano gli altri. I pagani sono quelli che si preoccupano per il futuro, ma voi non vi preoccupate per il futuro. Il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno. Il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno. Alleluia. Dio sa che noi dobbiamo mangiare almeno 3 volte al giorno. Lo sa. E Lui che ci ha fatto? Sa che abbiamo il bisogno di vestirci. E anche bene, perché dobbiamo fare anche la nostra figura, no? Tra virgolette. I figli di Dio non possono essere miseri. Siamo figli del Re del Re. Amen. E quello che provvede il Signore è il meglio per i suoi figli. Amen. Non ti darà mai degli stracci. Ti darà vestiti belli, buoni. Amen. Amen. Gloria al Signore. Non vi preoccupate della vostra vita materiale, sempre questo in sintesi, voler insegnare il Signore Gesù. Ma piuttosto cercate prima il regno di Dio. Amen. E tutto il resto vi sarà dato in più. Versetto 32 sono delle parole piene d'affetto di Gesù per tutto il suo popolo, per tutta la sua Chiesa universale. Non temere, piccolo gregge, poiché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Non temere, piccolo gregge.
Dio, il suo popolo, per quanto numeroso possa essere, viene visto come il suo piccolo gregge. Alleluia. Con affetto un genitore dice al proprio figlio, anche se ha 30 anni, piccolo mio. Mia mamma quando ci sentiamo dice, oh figliolo, figlioletto. Io ho 50 anni. Figlioletto, lo dice per scherzare. Ogni tanto scherza anche lei. Però gli occhi dei genitori e figli sono e rimangono sempre piccoli. Perché li amano i genitori e figli. O no? Dio ci ama. Non temete, piccolo gregge. Amen? Amen. E questo incoraggia ogni chiesa piccola, con pochi credenti, pochi membri, un piccolo gregge. Gloria a Dio. Si può essere un piccolo gregge, ma gli occhi di Dio si è grande, perché ci affida un regno grande. Al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. E poi dà un insegnamento, sembra quasi un ordine. Dice: vendete i vostri beni e dateli in elemosina. Chi è disposto a farlo? Vendete i vostri beni e dateli in elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove ladro non si avvicina e pignola non ruode. Vendete i vostri beni. Gloria al Signore. Dio ci dia grazie di non essere attaccati ai beni terreni. Qualcuno dice: ma Dio vuole che siamo tutti poveri? Nello spirito sì. Però pensate, salvo anche i ricchi. Amen? Amen. Dio non sta insegnando che dobbiamo essere poveri, perché altrimenti ricchi. Non è così. Il Signore sta insegnando che il nostro cuore deve essere per Lui. Dobbiamo farci un tesoro non qui sulla terra, se è possibile farlo, lo facciamo. Sono quelli che si arricchiscono, gloria a Dio, sono fratelli imprenditori, sapete? Credenti, imprenditori, stanno bene economicamente, gloria a Dio, Però il cuore deve essere dove c'è il nostro vero tesoro, nel cielo. Fatevi dei tesori non qui sulla terra, ma nel cielo, dove nessun ladro può rubare, perché c'è una sicurezza a prova di ladro. Amen? Amen. Mentre qui ti fai dei tesori e poi ti rubano, fanno una rapina e ti tolgono tutti i tuoi risparmi, e poi il tuo cuore è infranto perché hai perso tutti i tuoi risparmi. Fatevi dei tesori nel cielo. Gloria a Dio. Adoperiamoci qui per servire al meglio il Signore con sacrificio e con impegno. Siete d'accordo? Amen. Così ci faremo un tesoro nel cielo. Perché il servizio che tu fai per il Signore, Dio se ne ricorderà. Come pure si ricorderà che potevi fare qualcosa e non l'hai fatta per Lui. Anche quello si ricorderà. Facciamoci dei tesori nel cielo. Perché questo discorso? Perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. È normale. Dove c'è qualcosa a cui tieni, lasci una parte di te, o no? In questi colloqui ho parlato anche con qualche imprenditore, mi parlava della sua esperienza, abbiamo fatto amicizia. Mi diceva: io tengo tanto alla mia azienda, è la mia vita. È vero. Ha costruito un'azienda dal niente, l'ha fatta anche visitare, era una bella azienda. Ne parlava con fierezza, veramente era il suo cuore, io guardavo, si avvicinava, era attaccato a quella sua azienda.
vi dico, noi siamo attaccati al cielo, siamo attaccati al regno di Dio, siamo attaccati alla persona di Cristo Gesù, il Signore. Dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Amen? Amen. Non so se sono riuscito a esprimere quello che ho sentito da parte del Signore, ma una cosa voglio riuscire a dire: amiamo di più il Signore, sforziamoci di amarlo di più. Ricordiamoci che Cristo Gesù ha dato la sua vita per noi. Amen. Amiamolo di più il Signore, serviamolo con tutto il nostro cuore e vedremo che le porte del cielo saranno aperte. Amen. Dio non chiuderà mai le porte del cielo per i suoi figliuoli che lo servono e che hanno dato tutta la propria vita a Lui. Gloria a Dio. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli e sorelle. Vogliamo chinare il nostro capo. Vogliamo avere un momento di riflessione, di